Signora Elvira, mai senza il vostro permesso. Era solo un attimo per capire che cosa si prova a stare dentro una stanza. E combinazione in quella stanza c'è il divieto di sosta e di fermata. E siccome in questo ospedale io vigilo, a titolo di vigile, ti faccio pure la multa. Pure? Che? E ti rimino tutti questi soldi per una sosta vietata. Ringrazia a Dio che non era passo carrabile, altrimenti ti sequestrava a Barella. Amo, guarda lì, te lo ricordi? Quello te lo scrissi per il nostro primo mesiversario. Mesi che? Mesiversario, il nostro primo mese insieme, non rammenti? Ah sì, bello. Ho detto alla signora Elvira di non toglierlo per ricordo. Poi sai, lei è così romantica che subito ha capito. Quanto ha voluto? 100 euro. Smarrito fidanzato, taglia media, molto affettuoso, collare, pelo corto. Dottor Micillo? Sì? Che strano, siete la prima persona che non salta quando vengo di soppiatto. E dopo 20 anni in questo ospedale, ma che mi deve spaventare più a me? Forse sarà perché ho raggiunto l'agilità di Diabolic. A me mi è sembrato più la Pantera Rosa. Sì, vabbè, lasciamo stare. Comunque, dottor Micillo, volevo dire, secondo voi, visto che conoscete la signora Elvira da molto tempo più di me, no? Come potrei convincerla per lasciarmi il suo posto in eredità? Dovete usare le maniere forti. Ma siete pazzi? Quello mi fa uscire il sangue da tutte le parti. No, non è cosa. Ma no, intendevo privarla della cosa alla quale tiene di più. Lady Di, la figlia. Ma qua figlia? Il bancarillo. Oh, io non ho detto niente e se mi chiedono mentirò spudoratamente. Se continuate a coinvolgermi, userò contro di voi l'anestesia la signora Avorio. Mi sono dimenticato di fargliela. Ma sai, iniziamo venatoria e strilla. Boh, succede. Dunque, che stiamo dicendo? Mi stavate minacciando. Buongiorno, signora Elvira. Oh, bancarella! Si può sapere che è successo? Una cosa orribile. Hanno rubato il bancarello della signora Elvira. Gli hanno chiesto 50.000 euro per restituirlo. 50.000 euro per quel banchetto. Il banchetto. Ma lei non capisce. Quel bancarello per Elvira era la sua vita. Anni e anni di sacrifici. Di turni di notte, di giorno, di festività mancate. Di mazzette intascate. È l'unica cosa che la signora Elvira ha fatto in questo ospedale. Dottor Gargiulo, lei come al solito non capisce nulla. Come al solito? Sì, come al solito. Venga con me, che le spiego ogni cosa. Io adesso sono nel reparto pediatria, ma dalle 12 alle 13 sono in otorino laringoiatria e dalle 13 alle 14 potrei chiedere anche il riposo. Vai a vedere, va. Ci sta sulla bacheca, mi hanno lasciato un biglietto. Vogliono 50.000 euro per restituirmi il bancarello. Signora Elvira, è terribile! Che? Hai riconosciuto la scrittura? Sai chi è? Hanno rubato il bigliettino del mio mesiversario! Me ne fotto a me dell'anniversario. Mesiversario! Me ne fotte lo stesso. Io devo trovare chi mi ha fatto questo, che mi ha rubato il bancarello. Era meglio che mi rapivano mia figlia e le Diddi. Dottor Micillo. No, signora, mi fa piacere, nato interrogatorio no. Come avete fatto a capire che vi voglio fare l'interrogatorio? Tengo manca la torcia. L'ho capito dal tono della vostra voce alla Scienza in Miami. Non devo parlare americani, parlo solo inglese. Sorry. Beh, sta bene. Dottor Micillo, non vedete qualcosa di strano oggi nel corridoio? Ah, sì, è pulito. Povera, cose pazze. Ma no, questo, qualche altra cosa più importante. No, niente. A parte il fatto che il signore sulla barella. Non c'è. Il signor Todisco, è stato lui. Io gli ho fatto la multa e quello si è voluto vendicare rubandomi il bancarello. Bravo Micillo, bravo.
elementare. Poi. Niente, non è cambiato proprio niente. Come non ci vedevo prima, non ci vedo nemmeno adesso. Per forza, non ci sono le lenti. In che senso? Dottoressa Visone, alla montatura mancano le lenti. E che te ne va a fare con Potaulino, dottor Spezie? Perché il dottor Spezie è un oculista, si vede che l'ha smontata dalla montatura di qualche paziente per misurare i gradi. E quindi? E quindi avete pigliato gli occhiali di un paziente del dottor Spezie per senza niente. Quando a me Spezie mi sta pure antipatica. È troppo perfettino. Come un manicomio. A causa degli occhiali scomparsi. Buono, così si impara. Ma è te visto che mi sta antipatica? Dottor Micillo, ma che fate con questa lente in mano? E controllo se ci sono impronte digitali. Mamma mia, grandezza di voi con questa potete controllare le impronte digitali. Finalmente posso controllare i miei turni. Ah, dottoressa Visone, oggi 14, turno dalle 9 alle 21, 12 ore continuate, causa assenza e massa poppa. Vabbè, capita. È capitato anche a me diverse volte. Vicino, voi non mi avete visto. Io, senza lente, non ho visto. State buoni. Stanno a posto. Geppi? Sono innocente! Davvero? Non si direbbe da come trema. Mi sono impressionata per quelle cose enormi che avete. Ma quali cose? Io in mano non ho nulla. Appunto. Cosa stavi affiggendo alla No, bacheca? niente. Per Elvira, se non vuole rivedere il suo bancariello sfracellato che termine, Geppino, in 1000 pezzi, deve portare subito 50.000 euro nel bagno delle donne, terza tazza a destra, proprio dove sul muro c'è scritto, ma veramente c'è scritto così, ed è indirizzato a me. La caposala siete voi. Ignoranti, zoccola si scrive con 2 C. Mannaggia, ma lo devo scrivere da capo. Geppino, meno male che t'ho trovato, ma dove sei stato tutto il giorno? Signora Elvira, io adesso ho iniziato il turno. Il turno? Quando mai ti sei attenuto ai turni tu? Geppino, te ne sei accorto? E Bancariello. E come faceva a non accorgermene? Ma io so chi è stato. Già vi ha spifferato tutto? Chi? La spia. Bravo, it buono, la spia! Ma perché è veramente una spia? Ma chi? Che ne so? Che parla a fa allora? Che brutto vizio che tengo. Geppino, so tutto. Signora Elvira, sono morto. Signora Elvira! È inutile, non bastano le preghiere, adesso ci vogliono le azioni. Ho già soldato il comando. Ha soldato. La settimana enigmatica. Sempre più enigmatico. Fuoco e fiamme, carne e sangue. No! Fermiamoci alla carne. Ah, ma se lo trovo. Ah, ma perché? Ancora lo avete trovato? No, ma quando lo trovo, qua deve tornare, qua deve morire. Perché è venuto in incognito in ospedale. Ha tradito la mia amicizia. Si è approfittato della mia generosità. Amicizia, generosità. Sì. Signora Elvira, quello vi ha pagato mazzetto su mazzetta e voi per mesi interi l'avete lasciato su una barella in mezzo al corridoio. E non è generosità, scusami. Una barella tutta per lui, in mezzo a un corridoio spazioso, vista Bancariello. Il mio Bancariello! Ancora con questa storia del Bancariello. Io non so chi sia stato, ma chiunque sia ha il mio benestare. Non è possibile lasciare un banchetto nel corridoio di un ospedale così. Così? Così, punto. Io capisco la sua affezione, signora Elvira, ma veramente mi sembra eccessivo chiedere 50.000 euro, manco fosse un Luigi XV. Io non conosco né a Luigi e né a 15 case porta a pizza. Però sappiate che se non esce il Bancariello, succede l'insuccedibile. Accade l'inaccadibile. Chiaro? Come? Settimana enigmatica.
Maledetto, confessa! Giuro, signora Elvira, non sono stato io. Io tendo l'anemia, dolori nel sangue, l'ernia al disco. Come facevo a spostare questo bancariello? Avrà ragione Scorta. Signor Elvira, ma può darsi pure che si sarà fatta aiutare da un complice. Bravo, un complice. Ma qua complice? Lui non conosce nessuno lo viene a trovare. Non ci dice neanche buongiorno e buonasera, lo trovo sto complice, no? Ma almeno hai visto qualcuno vicino al bancariello? Sì, teneva un passamontagna. Passamontagna? E teneva anche un vestito tutto Rotto! Vestito rotto, mo mi è vero? Rotto. Ma che ne sai tu che eri rotto? No, perché quando ero piccola ero brava a fare il gioco dei mimi. Ma perché hai fatto un mimo tu? Andiamo avanti. Non so se teneva un vestito rotto, ma sicuramente teneva un vestito tutto Mi sono ricordato che il signore è pronto alla sala operatorio per un intervento chirurgico e deve scendere subito. E invece devo pappagallo in capo. È finita l'anestesia. Signora Elvira, novità? Niente ancora. Niente di niente. Proprio nessun indizio? Niente ancora. Niente di niente. Io cercherei vicino, ma molto vicino a lei. Cosa avrà voluto dire? Vicino, ma molto vicino a lei. Ma lei chi? Sapete bene come la penso circa le cattive abitudini di questo ospedale, ma come segno di fiducia voglio fare un'eccezione. Chiunque abbia notizie del bancariello della signora Elvira può darne comunicazione a me o a lei. Chiaro? Sì. Prego. Dottor Gargiulo, visto che voi siete del nord. Io non sono del nord, sono del sud, ma ho vissuto al nord. Vabbè, come volete voi, visto che voi siete preciso, puntiglioso, insomma milanese, Sì. perché non mettete una ricompensa per chi trova il colpevole del bancariello della signora Elvira? E lei cosa suggerirebbe? Io suggerirei che chi trovi il bancariello ha diritto di prendere il posto della signora Elvira quando lei... Perché mi lasciate solo? Signora Elvira, ricordatevi la non violenza. Peace and love! Peace and love! Peace and love! Oh, allora, signora Elvira, tutto è bene quel che finisce bene, eh? Sì, ma Geppino è finito male però. Vabbè, siete stata generosa. Solo 2 costole rotte. Il resto me lo sono conservato per il complice. Un complice? Ma perché c'era un complice? Ma sicuramente c'era il complice. Quando mai Geppe pensava a fare un fatto chi sta a rubare il bancariello. E avete qualche idea? Voi? Io? No, dico voi, avete qualche idea? Io non so niente, non ho detto niente, sono innocente e se continuate a coinvolgermi, allora mi... Mannaggia morte, madonna. La signora la voce. Vabbè, come si dice, vado, l'ammazzo e torno. E questo veramente lo fa